Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Tom Clancy's The Division. Come potete ben vedere siamo pronti per intraprendere una nuova avventura. Sono livello 8 e come potete vedere sono riuscito a livellare un pochettino. Ho fatto una missione ieri che mi ha permesso di guadagnare davvero parecchi punti. Allora diamo un'occhiata all'inventario. Anzi no, prima entriamo e diamo un'occhiata al nostro inventario. Questa è la zona principale, la base numero 1, vediamo di entrare. Ok, ho effettuato un'altra missione per il dipartimento medico. Intanto vediamo di ritornare qui, perfetto. Allora, apriamo la scorta un attimo. Ok, vediamo la zona dei rifornimenti dov'è, eccola qua. Vediamo di aprire e ricaricare un po' tutto. Abbiamo 3 kit medici, perfetto. Allora, innanzitutto, venditore di armi, di mod. Allora, abbiamo il nostro classico M4, come dire, il Vector 45 tattico di livello 7, addirittura una doppietta, quindi parecchie armi da vendere. Allora, innanzitutto, andiamo al venditore di armi, eccolo qui. Allora, vediamo di vendere le armi che non ci servono. Allora, per esempio, la 586 la possiamo vendere. Abbiamo addirittura quella azzurra che è sicuramente potenziata. Vediamo di venderla. Barra spaziatrice, vendiamo anche questa 1450, anzi no, questa addirittura è migliore. No, ce la lasciamo, la doppietta la possiamo vendere. Questo M240 lo togliamo, maschera antigas la togliamo. 25, 33 addirittura, quindi questo via. Gioco davvero ragazzi che è molto interessante, sto riprendendo piano piano, sto imparando sempre di più, ogni giorno di più. Allora, lo zaino livello 9 ce lo lasciamo. Ginocchiere multiuso, via. Fondina da meccanico. La fondina penitenziaria la possiamo eliminare. Guanti rivestiti, via. Pugnatura piccola, vabbè, questi li possiamo lasciare. Allora, abbiamo per adesso, come potete vedere, parecchie armi disponibili. La CR addirittura 2100. Vediamo un po' se c'è qualcosa di più interessante. Ecco, guardate un po'. 2000 abbiamo 890. Potremmo comprarci anche al mercato nero qui il T821. Eccolo qua. Allora, vediamo di fare un confronto con l'M4 della polizia. Allora, è molto più preciso l'M4 della polizia, però ha meno danni. Mentre questo, vediamo un po', questo molto meno preciso, più gittata, molto più danno, come potete vedere, un caricatore molto più ampio. Lo Scar, invece, potete vedere che ha molto più danno, eccolo qua, e addirittura molta più precisione gittata, eccolo qua. Adesso vendo qualche altra cosina per cercare di acquistarlo. Allora, per esempio, 73, la Magnum ci costerebbe, vediamo un po', mirino laser, qua faremmo 150 e qua altri 200 ci arriviamo, quindi ne abbiamo. Sì, ragazzi, ci arriviamo. Allora, facciamo così, vendiamo questi che per adesso non ci servono, che sono esclusivamente della nostra arma per adesso principale. Via. Ci possiamo vendere, se non sbaglio, anche come si faceva? Allora, sì, facciamo così. Allora, andiamo nell'inventario. Questo possiamo, penso, come si fa? Vediamo di eliminarlo. Allora, dovremmo toglierlo come arma principale. Vabbè, abbiamo quasi finito. Vendi. Allora, 67. Andiamo su acquista. Questo mi sembra costava, ecco, 55. Ci riusciamo, perfetto. Vediamo di comprare lo Scar H militare livello 8, molto più adatto. Vediamo di acquistarlo immediatamente. Come potete vedere facciamo nuovamente il confronto. Allora, ha 878 danni, colpi per minuto 275, 2353 come potete vedere di DPS. Il nostro M4 per adesso non riesco a vedere per bene quanti ne ha, comunque il livello 4. Eccoli qua, ha molto più danno e secondo me è più preciso. Vediamo un po'. Sì, secondo me attenzione. Ah, aspettate, è un fucile di precisione. Sono armi a colpo singolo che infliggono ingenti danni. Ah, ragazzi, è un fucile di precisione, quindi attenzione. Vediamo un po' invece qui cosa abbiamo. Questo è del livello 9, una carabina classica. Ah, meno male ragazzi che non l'ho preso immediatamente perché, come dire,
un fucile di precisione. Ma io direi lo possiamo pure comprare e lo mettiamo come seconda arma. Ci teniamo sempre l'M4 e lo teniamo come seconda arma. Sì, 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 compriamolo. Ok, vediamo di acquistarlo ed equipaggiarlo. Bene, abbiamo comprato il nostro fucile. Vediamo adesso di impostarlo immediatamente. Ecco, come seconda arma mettiamo l'M4 della polizia. Come prima arma lo Scaracca militare. Mettiamo qui la nostra Magnum potenziata azzurra e abbiamo il nostro trio completo. Perfetto, come corazza mettiamo il giubbotto da caccia, maschera da allerta, la nostra corazza del nostro ginocchiere a livello 34 punti, lo zaino tra un livello lo mettiamo. Ok, stiamo migliorando la nostra armatura, 11. Benissimo ragazzi, il nostro personaggio adesso è a posto, il nuovo fucile ce l'abbiamo. Le munizioni credo scorte al massimo. Allora, vediamo un po' se ci siamo. Apriamo la nostra scorta e vediamo un po' dall'inventario se possiamo posare qualcosa. Tipo la Magnum la possiamo inviare alle scorte, l'M9 militare alle scorte e anche il Vector tattico che non ci interessa più. Via alle scorte. Benissimo. Adesso abbiamo, come dire, tutto al completo. Bene. Allora, vediamo un po'. Questo è il dipartimento medico, potenziamenti disponibili, se non sbaglio. Jessica Kendall è qui un attimo. Allora, vediamo un po' se possiamo fare qualcosa. Diamo un'occhiata col nostro orologio. Allora, abbiamo guadagnato abbastanza punti per creare qualcosa di nuovo. Per esempio, la terapia intensiva. Defibrillatore è in grado di rianimare gli alleati e ovviamente ripristinare parte della salute, molto interessante. Quarantena, impulso in grado di localizzare i contenitori con bottino, laboratorio di virologia, piazza una stazione di supporto in grado di curare. No, questa la conosciamo. Terapia intensiva, potremmo farla. Le altre vabbè, facciamo questa che mi interessa per adesso di più, perché abbiamo il defibrillatore utile per rianimare i nostri, come dire, compagni di squadra. Allora, vediamo un po', possiamo potenziarla. Perfetto. Benissimo, puoi attivare nuove abilità, molto bene. E credo, questa è la clinica, la terapia intensiva dovrebbe essere nelle altre zone. Vediamo un po'. Venditore di ricompense, cosa c'è qua? Ah, eccola qua. Terapia intensiva. Risorse dedicate ai casi più gravi. Salveremo delle vite, agente. Come si entra? Qua cosa c'è? Vediamo di andare nelle abilità. Personaggio. Dobbiamo andare su L. Perfetto. Abbiamo sbloccato mod. Ecco, per esempio, eccoci qua. Il pronto soccorso. Vediamo un po'. Base. Abbiamo. Eccoci qua. Pronto soccorso. Impulso. Ah, ecco, pronto soccorso. Perfetto. Base. E questo cos'è addirittura? Ah, defibrillatore. Eccolo qua. È un dispositivo in grado di rianimare ovviamente gli alleati per terra. Potremmo utilizzarlo. Vediamo un po' come riusciamo a farlo. Allora. Base, cura tutti gli alleati a breve distanza. Modifiche, eccole qua. Overdose, il dispositivo cura in modo più efficiente e può persino portare la salute del bersaglio oltre il limite del normale. Ok, ho visto ragazzi che il medico è una classe davvero molto importante. Vorrei eliminare questo scudo antisommossa, che davvero non me ne faccio nulla. Non mi interessa tanto. Vorrei capire come fare. Ok, addirittura l'adrenalina potremmo sbloccare. Trie, ok, vediamo un po'. Dominio rapido, compagno, tutte queste cose per adesso non ci interessano, sono i talenti. Io nelle abilità vorrei eliminare, per esempio, questo. Come possiamo fare ad eliminarlo? E ad aggiungerlo da qualche altra parte. Acquisisci un'abilità per sbloccare l'ultimo slot. Ok, per esempio. Ecco. Ok, qui possiamo mettere il defibrillatore, per esempio. Eccolo qua. E qua possiamo mettere addirittura... Ok, l'impulso base, ho capito. Però vorrei... come è possibile aggiungerlo? Vediamo un po'. Bene ragazzi, dopo un po' sono riuscito a farlo. Bene, abbiamo messo il defibrillatore nella nostra mano sinistra. Il dispositivo è in grado, come potete vedere, di rianimare gli alleati, ripristinare la parte della salute e addirittura inviando un impulso con la nostra seconda abilità possiamo identificare nemici alleati attraverso parete e ripari. Interessante. Bene. Allora, mi sa che siamo a posto. Con il defibrillatore sicuramente saremo molto più abili in combattimento. Allora, vediamo di uscire. Venditore di mod non ci interessa. Equipaggiamento non mi interessa, perché i soldi li abbiamo spesi per il fucile da cecchino. Possiamo uscire e vedere un po' di avvicendarci in qualche nuova avventura.
Allora, avanziamo, andiamo fuori. Abbiamo 3 granate, come potete vedere. Ecco, premi 2 volte Q per curare te e gli alleati vicini. Completo soccorso, puoi anche scalarla a distanza. Perfetto. Allora, un po' di neve oggi, eh. Allora, vediamo di fare una bella missioncina secondaria. Per esempio, non voglio missioni per adesso molto lunghe. Per esempio, salvataggio di ostaggi. Vediamo di provare questo nuovo fucile. Ecco, qua ci dovrebbe essere questa specie di defibrillatore a distanza. Eccolo qua. E l'impulso con la E. Ok, procediamo. L'impulso, eccolo qua. Lo mandiamo avanti per scovare nessuna minaccia trovata, per esempio. E abbiamo il nostro, eccolo qui, una sorta di defibrillatore manuale a distanza. Allora, abbiamo il nostro fucile da cecchino. Dovrebbe essere questo, lo SCAR che abbiamo trovato. E l'M4, classico fucile che ormai abbiamo utilizzato 100.000 volte. Ah, dobbiamo parlare con Jessica Kendall alla base. Ah, sono uscito, peccato. Vabbè, intanto andiamo avanti. 123 metri gli ostaggi. Sono a livello 8, come avete visto, quasi 9. Cosa c'è qua davanti? Nemici? Vediamo, mandiamoli. Chi c'è qua? Ecco, potete vedere, vengono immediatamente rilevati. Primo colpo. Mamma mia che fucile. Attenzione, ecco che ne arriva un altro. Eh sì, mi sa ragazzi che abbiamo fatto un ottimo acquisto. Mi piacciono questi fucili colpo singolo. Ignora selezione. Ah, sono dorate di mirino. Vediamo un po'. Ah, ecco, perfetto. Ok, tipo sniper elite. Abbiamo anche la 44 Magnum che, come potete vedere, è leggermente potenziata. È azzurra. Quando vedete l'azzurro sicuramente è un potenziamento maggiore per le varie armi. Eccoli là ragazzi, il nostro impulso ci permetterà di scovarli molto più rapidamente. 3 2 2 e mezzo. Dai che sta caricando l'impulso. Comunque li abbiamo già identificati. Vediamo adesso di fare un chiarimento. Eccolo che si sta sbloccando l'impulso ragazzi, un attimo. Eccoci qua, lanciamolo. Benissimo, abbiamo scovato parecchi nemici. Pronti, fuoco. Eccone un altro, fuoco. Eccone un altro ancora, fuoco. Vediamo un altro ancora, ecco che si avvicina. Beccato. Wow. Stiamo attenti, eh. Benissimo. Ragazzi, un fucile davvero molto interessante. Siamo riusciti a mettere in sicurezza l'area. Vediamo che cosa hanno lasciato qua in terra. Che cos'era? Una pistola, se non sbaglio. Vediamo un po'. Qua dentro dobbiamo ritrovare qualcosa. Ah, qua c'è un kit, qualcosa. Una barretta. Qui cosa c'è? Ah, la chiave per gli ostaggi. Qui c'è addirittura un altro. Oh, un attimino. Va bene. Perfetto. Vediamo in questo sacco che cosa possiamo trovare. Vediamo di curarci. Benissimo. Allora, abbiamo provato questo bel fucile. Nuova missione secondaria completata. Non ho ragazzi molto tempo, quindi volevo giocare. Assalta la roccaforte. Mettiamo in sicurezza la nostra roccaforte. Questa missione potrebbe essere interessante. Vediamo un po'. Non voglio effettuare missioni per il dipartimento medico che sono molto ma molto lunghe. L'altro giorno ci abbiamo impiegato con i miei amici più o meno 1 ora e mezza, 2 per completare una missione. Quindi vediamo un po' di prendere qualche missione un pochettino più veloce. 44 magno sempre pronto. Completando le missioni riceverai come ricompensa. Perfetto, progetti, equipaggiamenti, progetti. Ehi là, attenzione. Mamma mia. Ce ne dovrebbe essere qualcun altro. Eccoli che si avvicinano, mandiamo un impulso in avanti. Eccoli scovati. Minacce trovate 6. Molto tecnologico questo gioco. Eccoli che si avvicinano. Oh, ho sbagliato. Stanno per lanciare una granata. Capriola. Ok. Sono livello 8 questi ragazzi, eh. Sembrano stupidi ma non lo sono. Una bella granata. Olè. Benissimo. È che con questa neve e con questa foschia non si riesce bene a scovare gli avversari. Ottimo colpo alla testa. Andiamo di guanti da professionista. Cos'erano? Professionali, perfetto. Livello Hudson Yards. Assaltiamo la roccaforte, dai. Avanziamo, avanziamo, avanziamo. 80 metri dalla nostra posizione. Uccisione multipla. Ok. Allora, vediamo di procedere.
È un gioco, ragazzi, molto, come dire, open world. Abbiamo la possibilità di fare quello che vogliamo. La nostra roccaforte. Due bersagli davanti a noi. Primo e secondo. Ok. Ecco che si avvicinano addirittura armati con mazza da baseball. Questo Scar è davvero fenomenale. Ho fatto bene a comprarlo. Addirittura lì c'è un kit medico. Spostiamoci. E con questa foschia maledetta, ve l'ho detto, non si vede nulla. Vediamo, là ci deve essere qualcuno. Ecco che procede. Tum. Non so se l'ho preso. Sì, sì, sì. Perfetto. 2500 punti di danno. Nuovo kit medico. Impulso elettromagnetico. Bersagli attraverso il muro, se non sbaglio. Ah no, quello attraverso il muro. Sono proprio qua. È che non si vede quasi niente perché purtroppo... Ehi là! C'è la foschia. Bene. Raccogliamo un po' di tutto, ragazzi. Adesso vedrò di accettarvi su Play perché fa sempre comodo trovare dei giocatori per svariate missioni. Drone precipitato scoperto. Tanto vediamo di raccogliere questi componenti per armi. Qua c'è sempre qualcosa di interessante. Wow! RPK. Vediamo di saccheggiarlo. Molto interessante questo. Questo adesso lo proviamo nuovamente. Botta di fortuna. Wow! Un altro fucile. Saccheggiamolo. Questo è interessante. Benissimo. Questa missione mi sa che più che altro era una miniera d'oro. Allora, vediamo questi nuovi fucili. Allora, andiamo nella seconda sezione. Abbiamo lo Scaracca militare. Ecco, questo RPK che confrontato con l'M4 ha più danni. I colpi per minuto sono inferiori, stessa gittata, però più danni ha e ha anche più proiettili. Potremmo provarlo. Abbiamo anche lo Scarelle, quest'altro, che è necessariamente, io direi, identico all'M4, forse un po' più... Sì, va, non lo so. Proviamo questo, ragazzi. Equipaggiamolo, che questo addirittura possiamo provarlo. Questo, se non sbaglio, è l'arma vietnamita del Call of Duty Black Ops. Vediamo, Black Ops 1, vediamo un pochettino com'è. È un pochettino instabile, me lo ricordo, però fa parecchio danno, basta saperla usare. Allora, saliamo al piano di sopra. Qua c'è addirittura, cos'è? Acqua, benissimo. Vediamo di scavalcare la staccionata. Qua sopra c'è qualcosa di interessante, il drone. Vediamo dov'è. Scendiamo di qua. Il drone, il drone, il drone. Dovrebbe essere al piano di sotto. Eccolo qua. Giù, 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 giù. No, poverino. Allora, abbiamo effettuato un'altra missioncina. Qua addirittura ce n'è un altro, posto di blocco, livello suggerito 5. Va bene. Sono delle missioni abbastanza semplici per adesso. Vediamo qualcosa di più interessante. Per esempio quest'altra. Ah, questa è stata completata. Vediamo un po' la zona nera da questa parte, dal livello 16 al 18, consigliato. L'avrete sentita sicuramente. Allora, proviamo ad andare a questo salvataggio di ostaggi. Facciamoci un altro po' di strada per conoscere meglio Manhattan. Allora, bene. Andiamo. 400 metri dalla nostra posizione. Ehi là, attenzione, qua c'è qualcuno. Proviamo la nostra 44 Magnum. È interessante, con 3 colpi buttiamo a terra un bersaglio di livello 5. Abbastanza potente, eh. Eccolo, 1, 2, 3. Perfetto. Ok. Ogni tanto qua per la strada si trova qualcuno che dà fastidio. Colpa alla testa. Benissimo. Chicken place. Posto del pollo. Che vuole questo? Acqua? Certo. Ecco qua. Cosa mi hai lasciato qui? Ah, un bomberino. Benissimo. No, no, vabbè, dovevo parlare ancora con Jessica Kendall alla base, però volevo un attimino provare queste nuove armi e cercare di arrivare al livello 9 e poi intraprendere qualche missione un pochettino più complicata. Il livello massimo è 30, eh. Poi diciamo che al 30 alcuni dicono che inizia il gioco vero e proprio, il vero, tipo una specie di World of Warcraft. Dopo il 90 inizia il gioco. Qua c'è un tessuto. Cos'è questo tessuto scoperto? Dov'è? Qua c'è qualcosa di interessante, eh. Registrazione telefonica, ma dov'è? Ah, ecco qua. Non so che cosa servano questi tessuti, forse per creare qualche progettino, ma per adesso procediamo. 300 metri i nostri ostaggi.
Qua c'è il drone precipitato, se non sbaglio. Eccolo qua, i dati cloud per la sorveglianza d'emergenza a noi non interessano. Vorrei provare questo fucile, ragazzi, perché quanto ho capito può essere molto più interessante dell'M4. Vedremo, vedremo. L'M4 era molto più preciso. Allora, vediamo un po'. Siamo a 200 metri dal nostro obiettivo. Avanziamo. Qua c'è poveraccio qualcuno che sta male. Vediamo se gli possiamo dare qualche barretta, qualche cosa. No, non vuole niente. Pulso di ricognizione a breve. Ancora civili. Siamo a 150 metri dal nostro obiettivo. E purtroppo le distanze da ricoprire a piedi sono abbastanza lunghe. Pistola sulla sinistra. Procediamo. Ecco, questo fucile ha un caricatore, come potete vedere, di 45 colpi. Quello ne aveva 30, diciamo. Qua ricaricare è sempre un problema in questo gioco. Nelle svariate missioni si può venire attaccati. Ehi, attenzione, ehi là, attenzione. Qua c'è qualcuno che rompe le scatole. Vediamo di provare immediatamente il nostro fucile. Attenzione, interessante. Nonostante l'instabilità si riesce a controllarlo abbastanza bene. Andiamo a rimettere. Benissimo. Eccolo. Benissimo. Sembra un'arma, ragazzi, soddisfacente. Vediamo di saccheggiarlo. Perfetto. Ecco, qua avevo visto qualcosa, delle munizioni. Va bene. Per il fucile di precisione ci dovrebbe essere la chiave, al solito per gli ostaggi, nascosta qui da qualche parte. Mi faccia passare, signora. Vediamo un po'. Ecco, deve esserci qui qualcosa. Cos'è questa? La chiave per gli ostaggi. Prendiamola però. Presa. Perfetto. Ci sono le munizioni dall'altra parte. Vediamo di controllare meglio la situazione. Ah, un kit medico ci dovrebbe essere qui. 4 kit medico, perfetto. Vediamo di procedere sulla sinistra. Vediamo un po' cosa si nasconde dietro queste mura. Ci dovrebbe essere la stanza dei prigionieri. Perfetto. Vediamo. Ok, ok. Uscite, ragazzi. Uscite, uscite, uscite. Dai. Qua c'era qualcosa. Una maschera da allerta. Interessante. Perfetto. Livello 8. Perfetto. Bene. Facciamoci un altro giretto per la città. Vediamo qua invece che cosa c'è. Ok. Stiamo portando avanti, ragazzi, il dipartimento medico. Ecco, ci sono dei bersagli, l'avevo notati. Sono ancora a livello 5, stanno cercando qualcosa. E andate via. Ecco, con un caricatore riusciamo a buttarne 2 a terra. Sempre di livello 5. Ok. Allora, andiamo da questa parte. Vedo qualcosa qui. Altri bersagli. Vediamo che se non un colpo di fucile possiamo buttarli a terra tutti e due. Ok. Qui c'era un rapporto, se non sbaglio. Prendiamolo. Era 20 minuti fa. Perché ci hai messo tanto? Mi spiace. Ho avuto dei problemi, ho fatto una deviazione. Quindi cosa hai riportato? Niente, erano davvero troppi, ho dovuto mollare e scappare. Niente. Cosa credi che sia? Un ente benefico? Noi rischiamo il culo per proteggerti e farti mangiare a sbafo. No, no. Mi dispiace, datti una sveglia. Ragazzi, c'è un'altra missione. Eccola qua, immediata. Davanti a noi dobbiamo supportare la squadra d'attacco di difesa. Eccoli qua, attenzione, altro bersaglio. Ok, un attimino e parliamo con l'ufficiale e poi ci dirigiamo verso il dipartimento, Eccolo qua. Senza di te saremmo tutti morti. La prossima volta ci penseranno 2 volte prima di attaccare. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Ah, perfetto. Vediamo se possiamo difendere il nostro ufficiale. Ecco che arrivano le forze avversarie. Abbiamo notato parecchi avversari che si avvicinano. Eccolo qua. Ma questi dovrebbero essere civili, mamma mia. Attenzione, eccone un altro.
Perfetto. Questo fucile davvero è fenomenale. Ho fatto bene ad acquistarlo, veramente. Ecco che se ne avvicina un altro. Eccoli, eccoli, eccoli. Tum. Benissimo. Altro colpo. Attenzione, forze nemiche in avvicinamento. Eccoli che si avvicinano ancora davanti. Ragazzi, davvero fenomenale questo fucile. Se avessi un po' di precisione in più sarebbe perfetto. Beh, certamente rispondono... Cioè, rispondiamo benissimo alle missioni perché siamo anche 4 livelli quasi sopra. Quindi davvero possiamo ritenerci soddisfatti solo in minima parte. Questo poi lo proveremo realmente in qualche missione principale, che dura più o meno un'oretta, con il boss finale, al solito, scansione del civile. C'è qualcuno qui, regaliamogli qualcosa. Ecco un kit medico. Ok, ragazzi, perfetto. Volevo solo fare questo breve video per mostrarvi qualcosa di nuovo all'interno di questo gioco. Come potete vedere c'è sempre qualcosa di nuovo da fare. I combattimenti possono essere sempre un po' ripetitivi, però solitamente le missioni sono molto varie. Vediamo un po' di aprire. Abbiamo trovato delle parti elettroniche utili per realizzare qualche progetto probabilmente. Qua c'è ancora qualcosa riguardante le parti elettroniche. Apriamo questa porta. Qua ci deve essere un'altra scatola di parti elettroniche. Scusate. Sì, 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 perfetto. Di svariati livelli. Andiamo via. Ok, c'è qualche uccellino qui che vola. Bene, allora, io non voglio seguire questa serie al massimo come facevo con le vecchie serie, nel senso non voglio farvi vedere proprio ogni passo che faccio all'interno del gioco. Può essere che adesso mi vedete a livello 8, tra un paio di giorni mi vedrete a livello 9, livello 10, però vi voglio far vedere solo non proprio la storia completa, quella diciamo la lascio a voi, ma anche qualche... non so come funziona anche praticamente il gioco, qualche missione principale come vi ho fatto vedere, quella ad Hudson Yards, qualche missione secondaria come avete visto e gli svariati miglioramenti che porterò avanti nel personaggio. Magari qualche missione anche con qualche amico ve la farò vedere. Comunque oggi non avevo voglia di farvi vedere una missione completa, bensì un po' l'ambientazione, le nuove armi e ve le ho fatte vedere appunto in azione al di sopra di qualche bersaglio. Comunque ritorniamo alla nostra base operativa. È possibile anche, se non sbaglio, il trasferimento rapido. Ah, questo è il nostro... vediamo un po' se mi ricordo come si fa. È che... Vediamo un po' il trasferimento rapido. Non mi ricordo proprio come si fa. Va bene, andiamo a 200 metri. Ok ragazzi, era un video solo per farvi vedere un po' il gioco come sta andando avanti. Ogni tanto la sera mi faccio qualche partitella, così qualche missione. Di solito una missione massimo mi faccio, perché una missione dura qua 1 ora e mezza, 2 ore a seconda della difficoltà. Di solito le gioco a difficile in modo tale da avere molte più ricompense. Comunque interessantissimo. Vediamo un po' di procedere. Vi ricordo che ho una GTX 970. Ogni tanto lagga il gioco, ma non riesco a capire perché. I dettagli sono ad alto e li regge benissimo. La scheda può reggere anche il gioco tutto al massimo, diciamo, messo tutto a ultra, anche a ottime prestazioni, diciamo sui 50-60 fps tranquilli. Quindi ho addirittura disattivato anche l'anti-aliasing, quindi se lagga, non so, magari sarà il programma di registrazione, non è un problema di scheda video, perché funziona proprio alla grande. Potrei anche caricare al massimo i settaggi e lo stesso andrebbe tranquillamente. Ecco che siamo molto vicini alla nostra base operativa. Purtroppo ho tagliato dall'altra parte. E niente, entriamo, vediamo di parlare con la nostra amica. Ragazzi, io intanto spero che questo video vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno dei prossimi gameplay. Attenzione, ecco la nostra base operativa. Questa sicuramente sarà intraprenderemo una nuova missione, quindi vediamo un po' cosa ci fa, cosa ci riferirà. Saliamo, saliamo. Ufficio postale. Ah, all'ufficio postale è possibile sviluppare i progetti, se non sbaglio. Dov'è la nostra amica? Ecco, dovrebbe essere qua, questa. Ecco, Jessica Kendall. Bene ragazzi, la dottoressa voleva esclusivamente farci i complimenti per quello che abbiamo fatto nelle scorse missioni per il Dipartimento Medico e per gli ampliamenti che abbiamo portato avanti. Intanto qua sta funzionando anche la terapia intensiva, quindi possiamo essere soddisfatti. Spero che questo video, come ho detto, vi sia piaciuto. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay per vedere un po' come portare avanti la nostra avventura. Ciao a tutti!